In questa puntata continueremo a esplorare i principali periodi della musica classica occidentale. Spero che vi divertirete nel seguire queste introduzioni a ciascuno dei periodi del canone della musica classica. Vi invito ad ascoltare le musiche dei compositori che citerò. A proposito, iscriviti al canale YouTube Symphonic Musical Soul o a Chiration PC Podcast. La musica dell'era barocca, che va dal circa il 1600 al 1750, rimane estremamente popolare fra il pubblico e gli artisti, con una produzione di nuove registrazioni prodotte ogni mese che eguaglia o addirittura supera quella dedicata a qualsiasi altro periodo della musica classica. Nella rubrica La storia della musica avremo modo in futuro di esplorare le biografie dei singoli protagonisti, non solo della musica barocca, ma anche delle altre ere della musica classica. Una volta Johann Sebastian Bach dichiarò: «Lo scopo e il fine ultimo di tutta la musica non dovrebbe essere altro che glorificare Dio e ristorare l'anima». La parola francese baroque significa perla deforme. Ciò suggerisce l'approccio ornato e stilizzato alle opere d'arte, all'architettura e alla musica durante questo periodo, durato circa 150 anni. Questo è il periodo che ha visto la nascita dell'opera e l'ascesa di forme puramente strumentali come il concerto e la sonata. È lo stesso periodo in cui si è sviluppata l'armonia moderna, che include le chiavi maggiori e minori, la modulazione, eccetera. Musicalmente, questo fu un periodo tremendamente dinamico e sperimentale, in cui l'espressione delle emozioni umane diventò l'obiettivo primario della creazione musicale, spesso sussunta sotto la frase «dottrina degli affetti». Data la lunghezza dell'epoca, difficilmente parleremo di un unico stile musicale. Comunque, prevalse l'uso dell'accompagnamento con il basso continuo, generalmente affidato al clavicembalo, al violoncello o al contrabbasso. Lo troviamo in composizioni che vanno dalle opere di Claudio Monteverdi ai concerti di Bach. Comunque, per motivi di semplicità, divideremo il barocco in 3 sottoperiodi. Primo barocco, circa 1600-1650, in cui furono portati avanti riccamente e liberamente il cromatismo e gli esperimenti strumentali del tardo Rinascimento. Medio barocco, circa 1650-1700, che vide l'ascesa di generi importanti come la sonata a 3 e l'aria. Tardo barocco, circa 1700-1750, in cui nacquero i generi più familiari della sonata e del concerto, raggiungendo il massimo della qualità grazie a 3 maestri coetanei, nati nel 1685: Bach, Georg Friedrich Händel e Domenico Scarlatti. La natura altamente stilizzata ed elaborata del fraseggio musicale nell'ultimo periodo diede origine a una reazione fra i compositori più giovani, portando alla nascita di un nuovo stile che si sviluppò negli anni 30 e 40 del XVIII secolo. Così nacque una nuova era, quella comunemente chiamata periodo classico.